Si preannunciano tempi duri per chi ha pensato di fare business a Venezia grazie allo street food, ultima moda in tema culinario. Kebab, pizze al taglio, spaghetterie volanti e rivendite di patatine al cartoccio d'ora in poi non potranno più essere aperte ovunque in centro storico a Venezia. La Giunta Brugnaro ha infatti dato il via libera al primo step del pacchetto turismo, una delibera che dovrà passare comunque il vaglio del Consiglio Comunale e che limiterà drasticamente le aperture, solo fatte salve le gelaterie artigianali. Siamo in un momento storico particolare, come vi dicevo prima anche gli stakeholders hanno la percezione che si deve cambiare qualcosa. Un primo passo, spiegano da Cafarsetti, verso una forma di decoro e di rispetto delle tradizioni della città, e a Venezia, come ricorda qualche veneziano, di cose per strada se ne vendevano. Una volta si vendevano le uova per strada, il pesce, il garuso, uno che fa solo polenta, uno che fa solo saoro, uno che fa solo spienza, fegato veneziana, insomma l'elenco è lungo. Tutti devono lavorare, si difendono gli esercenti, ma allo stesso tempo condividono la scelta dell'amministrazione. Penso che comunque deve essere regolamentato un po' di più tutte queste nuove aperture di cose che secondo me con Venezia hanno poco a vedere, e quindi ben venga questo provvedimento. È giusto che ci sia un limite, perché adesso stiamo un po' esagerando, stiamo andando oltre. Dobbiamo lavorare tutti, però appunto lavorando tutti ci deve essere un limite. Faro dell'amministrazione è il riconoscimento da parte dell'UNESCO che Venezia non è una città a rischio, e per farlo entro il 30 giugno dovrà dare prova concreta, con azioni mirate, di saper governare le problematiche. E così dopo lo street food sarà la volta del limite alle affittanze turistiche e poi il contenimento dei flussi. In mezzo si colloca anche Venezia.com con il suo hashtag Respect Venice, ma il comune era già partito con la campagna carnevale, da rivedere comprendendo tuffi in canali e abbigliamento consono. Stiamo giustamente apportando le modifiche per fare in modo che queste informazioni valgano per tutto l'anno e siano veicolate il più possibile